Allora, una giornata importante che è stata resa ancora più importante dalla musica. Non c'è stato un bis, c'è stato un tris. Partiamo da lei, maestro Militello. Grazie. Beh, tutti devo ringraziare per essere stato invitato. Io ho accettato con gioia di venire qui per questo evento e di conoscere un artista molto umano, un grande musicista dal cuore, e si sente quando due musicisti si intendono subito, hanno quella sintonia di cuore anche e fanno quindi la musica e quindi la possono rendere agli altri così fruibile, una musica data col cuore verso i cuori delle persone. Sintonia di cuore, abbiamo iniziato Calamaro, insomma, per chi giocava in trasferta, no? È stata veramente una grande esibizione, lei poi l'ha voluta sottolineare al termine appunto dell'esibizione del concerto, intervento in diretta, ovviamente sono state grandi le ovazioni e quindi c'è l'intervento anche dei fans e lei l'ha voluto sottolineare, davvero un incontro molto particolare. Sì, molto particolare perché fare musica con grandi musicisti e anche dal punto di vista umano, proprio avere quell'intesa non solo dal punto di vista musicale, capirci eccetera, le esperienze, ma proprio trovare una persona con la quale si dialoga non soltanto con la musica ma proprio anche col sentimento, e in una occasione come questa direi che, posso dirlo, è una sinfonia di emozioni. Ha sentito, maestro, una sinfonia di emozioni, musica ma a 360 gradi davvero. Grazie, ha dato una bella definizione ed è quella che comunque dovrebbe animare il mondo. Purtroppo non dico che stiamo dimenticando le cose belle, tra cui la musica e il resto, ma dobbiamo cercare di elevarci sempre di più, sempre elevare lo spirito verso l'alto e questo la musica ce lo permette di fare, quindi benvengano occasioni come queste e che si ripetano in ogni città del mondo. E allora chiudo con Calamaro, invece ancora in casa, tutto bello, tutto perfetto, ma quando poi sono risuonate le note di Cœlia, certo, è stata un'idea proprio per voler ricordare un momento che per la città è rimasto nel cuore dei genovesi, anche di quelli che non hanno avuto occasione di poter trovarci in Cœlia e vedere la casa di Paganini, ma come ha reagito il pubblico si è visto proprio che hanno cantato insieme con noi e questa si è creata un'assemblea bellissima, un bellissimo momento. Grazie a voi e la musica ringrazia voi, in diretta a Truman TV Monte Carlo. Un altro grande artista quindi che si esibirà questa sera è Sergio Militello. È oggi uno dei migliori e interessanti interpreti nel panorama internazionale, musicista poliedrico. Avviato giovanissimo alla musica, si è formato sotto la guida di importanti maestri, tra cui Adele Chiamisano, compositore, Luigi Molfino, compositore e già organista del Teatro alla Scala di Milano e direttore del coro del Teatro Carlo Felice di Genova. È compositore, direttore di coro, solista, pianista, organista, clavicembalista. Suoi brani sono stati eseguiti da importanti interpreti di livello nazionale ed internazionale. Ha tenuto interviste, relazioni, conferenze e concerti ripresi e trasmessi in diretta da emittenti televisive e radiofoniche nazionali e internazionali. Si è esibito per numerose associazioni, enti, rassegne musicali comuni, anche all'interno di congressi internazionali, quali AVSI, FUCI, MAKE, CIF, FAI, VONCA, Save the Children e per citarne alcune. Come organista ha tenuto concerti in diverse parti del mondo e suonato sui più grandi strumenti della Basilica Pontifice, Washington National Cathedral, West Point, Duomo di Salisburgo, St. Thomas, New York City, Hong Kong Cultural Center e ne abbiamo una lista incredibile. Ha pubblicato CD con diverse editrici ed è autore di articoli e saggi musicologici.
nel 2013 ha ricevuto la risoluzione del Senato dello Stato del Rhode Island. Per un suo lavoro musicologico nel 2019 riceve gli auguri personali da parte del Presidente della Repubblica Italiana, l'onorevole Sergio Mattarella. Quindi veramente grazie per l'applauso a questi cenni, perché sono solo dei cenni del curriculum di questi grandi artisti. Allora vi annuncio quindi il primo brano che verrà eseguito. Johann Sebastian Bach, corale della cantata numero 147, arrangiamento per pianoforte solo. Quindi il maestro Sergio Militello.
Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti. Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, evidence è rivoluzione, evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari, si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Evidence Display è la piattaforma digitale online che vende e gestisce gli spazi pubblicitari, consentendo agli inserzionisti di costruire e controllare le proprie campagne pubblicitarie nel mondo. Il software controlla da remoto gli schermi e ne comanda le impressioni in base agli ordinativi pubblicitari. Evidence. Logistic and ADV run together.